Perfetto, siamo in live. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Vediamo un po'. Già ci sono due persone, dai. Ciao Pietro, ciao Dipa, alla fine sei venuto. Allora, aspettate un attimo ragazzi che devo mettermi il coso dei commenti qui, però non mi compare la live. Ok, eccolo. Minchia, 9 spettatori mi dici. Ciao ragazzi, ciao a tutti, scusate ma sto ancora senza voce e aspettate un attimo che sto a fare un po' di casino. Allora, sì, assolutamente, ho totalmente perso la voce allo stadio, anzi, rispetto a ieri troppo m'è tornata. Allora, eccoci qua, apriamo la chat qui perché ci ho aperto questo. Ma infatti guarda Dipa, io sono stato paradossalmente molto contento del tuo commento perché hai comunque portato le tue argomentazioni che ovviamente andavano in contrasto con le mie, ma ci mancherebbe, però, però l'hai fatto in una maniera rispettosa e sono contento di questo, quindi ti ringrazio molto. E peccato che mi trovi in questa condizione, però purtroppo ovviamente sto così. Allora, ciao Lorenzo, ciao Matt, ciao Christian, ciao Adriano, ciao a tutti. Io sono in Taiwan, sono tornato a casa a piedi per andare a dormire. Vabbè, giustamente. Quante ore state là avanti? Comunque perdonate veramente la voce ragazzi, però sarà una live così, solo che volevo proprio parlarvi di questa partita e comunque discutere di Roma Cagliari o anche dei prossimi eventi. Ciao Chris, bevo un po' di bitter, fresco, più 6 ore, minchia, e quindi so le 11 di sera, me coglioni. Comunque Matt mi segui da Düsseldorf, sempre Forza Castello, sempre. Allora ragazzi, tanto avverto magari anche su Instagram che la live è cominciata, se qualcuno si vuole unire. Hai sentito di Pioli, nuovo tecnico del Milan? Sì, ho sentito. Però non so se è già arrivata l'ufficialità dell'esonero di Giampaolo. Tanto allora, fatemi mettere un attimo questo così, ok. Ok, eppure la storia di Instagram è fatta. Ti piace come allenatore? A me sinceramente Pioli non è mai piaciuto, mai. Allora, è stato bellissimo quando hai gridato pezzi di merda, pianeva del culo, stavo morendo. E vabbè, ma allo stadio si sa che si grida di tutto. Ciao Briccolo, vi faccio una domanda come fossi un cagliaritano. Ma a voi non fa girare i coglioni Maran? Io non l'ho mai retto, anche quando era a Lecce o a Verona. Guarda, qui penso trovi proprio pane per i tuoi denti, perché io l'ho detto, purtroppo Maran non ha la mentalità giusta attualmente per allenare il Cagliari, perché il Cagliari, volente o nolente, quest'anno noi dobbiamo puntare ad andare in Europa League e Maran non ha la mentalità
Maran non ha la mentalità per poterci portare un'Europa League, perché alla minima difficoltà piazza praticamente un pullman davanti alla porta e ci siamo rotti il cazzo di questa situazione. Onestamente parlando, hai visto qualcosa della partita? Dal video sembrava che non stessi vedendo nulla dal settore ospiti. Purtroppo l'Olimpico ha un grandissimo problema, che le piste d'atletica praticamente non ti permettono di vedere benissimo il campo. Quindi diciamo che ho visto il primo tempo, ho visto la Roma che attaccava verso di noi, e il secondo tempo ho visto noi che quelle poche volte che il Cagliari attaccava. E infatti speravo che segnassero perché venivano esultati di fronte a noi, però non è successo. E purtroppo si vede male, si vede male. Sarei dovuto andare o in Tevere o in Montemario per vederla bene, però prima di tutto sarei dovuto stare in mezzo ai romanisti. E poi in Tevere sì, la vedi meglio, però non stai con i cagliaritani. In Montemario il biglietto costa un bordello, quindi sono d'accordo con te. E beh, sì, è il centenario. Ma secondo te il Napoli cosa sta succedendo? Ciao, se non ti assolo. Vai tranquillo, Ferdinando, ciao. Non lo so, non posso parlare dell'ambiente Napoli se non lo conosco, quindi non ho la minima idea di cosa stia succedendo al Napoli. Sei d'accordo che Simeone non è ancora al 100%, gli manca uno spallo in attacco per far più gol, ma secondo me Simeone è al 100%, ci vuole solo un po' più di concretezza, nulla di più. Secondo me Simeone è già bello che pronto, solo che ragazzi, se Paoletti fosse stato al posto di Simeone, nessuno ne avrebbe parlato, nessuno. Adesso di Simeone ne si va, cioè si parla di Simeone per il semplice fatto che ha fatto 2 gol e adesso è un po' discontinuo, ma Paoletti faceva la stessa identica cosa, quindi non c'è da preoccuparsi. L'Olimpico fa cagare, ragazzi, avete ragione, l'Olimpico poi da fuori è ridotto non male, di più. Poi c'ha quelle cazzo di piste d'atletica orribili. Eh, In un centinaio c'eravate nel settore ospiti, eravamo più di un centinaio. Secondo me eravamo in 300-400, credo, eh. Ciao Miro, ciao Roberto. 4 punti persi se ci persi, 2 con il Verona e 2 con la Roma. Ora stiamo a 15 per 2 errori nostri, Pisacane e Cepitelli. Allora, parti dal presupposto che i 2 punti persi con il Verona ci sono. Non abbiamo perso 2 punti contro la Roma, perché con la Roma non abbiamo fatto niente. Ripeto, secondo me se il Cagliari non avesse segnato il rigore e non ci fossimo fatti autogol, la partita sarebbe finita 0-0. Quindi secondo me non ci sono 2 punti persi con la Roma. Ci sono i punti persi per esempio nella partita col Brescia, che potevamo vincerla tranquillamente. Però parlare di 2 punti persi con la Roma no, mi sembra esagerato. Ricordiamoci che a Milano gli stanno su cazzo i romanisti che non vogliono farsi toccare la magica. Anche. Però Pavoletti certi gol rare volte li ha sbagliati. Non rare, molte volte ha sbagliato i gol Pavoletti, non si sta ma più a per culo. Di contro come controllo palla è più scarso di Simeone, assolutamente. Chi pensi sia il giocatore più rappresentativo del Cagliari in questo momento? Più rappresentativo penso sia Olsen, perché gran parte di quello che sta accadendo al Cagliari è merito suo, è merito suo. Sta facendo i miracoli e non so quanti effettivamente avrebbero puntato qualcosina su Olsen. Io assolutamente no. Tanto da etichettarlo come uno dei portieri più scarsi di sempre, però sta totalmente ribaltando i pronostici, perlomeno i miei, e sono felice di questo. Vorrei che fosse Nandez, però Nandez ha ancora da migliorare qualcosina, soprattutto per quanto riguarda la fase realizzativa.
Bello da vedere come grandezza e per i giochi olimpici, ma come stadio la vicinanza del pubblico al campo è qualcosa di spettacolare. Anche il calore della Sardegna Arena è così. La Sardegna Arena praticamente sta in campo, infatti è quello il bello. Purtroppo l'Olimpico, tra l'altro, l'Olimpico... Ciao Alessandro, ciao. Tra l'altro l'Olimpico c'ha sta cosa che da fuori pare immenso, pare che te ce devi perdere, poi va a vedere, entri dentro e è così l'Olimpico praticamente. Ragazzi, io vi saluto, ringrazio per l'ospitalità, ma ci mancherebbe ripa. E ci vediamo sicuramente presto, assolutamente. Mi sono iscritto, tu Mary. Grazie mille, lo apprezzo moltissimo. Alla prossima, Dipa. Ciao Alessio, ciao Albi. Don Michele, ma ve lo ricordate ragazzi? E chi se lo scorda? Tra l'altro, ragazzi, Rastelli è stato esonerato dalla Cremonese, eh? Rastelli se n'è andato. Parli solo del Cagliari oppure parli di altre squadre? Io parlo praticamente solo del Cagliari, ma per il semplice fatto che è l'unico argomento di cui posso parlare con coscienza, nel senso so quello che c'è dietro, più che coscienza con cognizione di causa, senza avere paura di sbagliare o cose del genere. Quindi delle altre squadre non ne parlo, ma perché semplicemente non conosco bene, posso dare un mio giudizio, però mi fermo lì, non voglio parlare facendo finta di sapere le cose o di aver ragione. Con il Verona, se siamo obiettivi, è un punto guadagnato per come si era messa la partita. Loro hanno avuto la palla a favore il secondo tempo, ma assolutamente, assolutamente. Però anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni e non siamo stati in grado di sfruttarle. E bisogna migliorare su questo punto. Bisogna migliorare tantissimo. Bisogna essere cinici, come se lo siamo stati con il Napoli. Ti piace Zaniolo come giocatore? Ma per adesso, secondo me, ha fatto un buon inizio di stagione, messo anche a quello scorso, però deve comunque abituarsi, nel senso ormai è diventato un fenomeno, è stato etichettato come fenomeno, però ricordiamoci comunque che è giovane e che ha bisogno di avere la testa libera. Quindi io direi di aspettare qualche altro anno prima di poter giudicare effettivamente Zaniolo. Io ci sono andato in curva nord e si vedeva da Dio, ma già la curva è meglio, però comunque ci stanno le piste d'atletica che ti impediscono di vedere benissimo. Esatto, esatto, Albi. Spalli in casa, Torino fuori e poi il Bologna. Quanti punti servono realisticamente per alimentare le speranze europee? Se la metti così, 12. Se la metti così, 12. Però bisogna ragionare partita per partita. Io credo che, salvo qualche rara squadra, ogni partita è alla nostra portata. Quindi cerchiamo di trarre il massimo da ogni partita. Ah, la Sardegna intendi? Ok, allora, ok. Non sei riuscito a prendere nessuna maglia dei giocatori che l'hanno lanciata? Purtroppo no, perché ovviamente nelle file davanti c'erano gli Scombols e i giocatori si sono avvicinati per lo più ai primi posti, quindi quelli dove erano gli Scombols e non potevo prendere nessuna maglia, purtroppo, anche se mi sarebbe piaciuto. Hai visto il video di Blur contro di noi? No, non l'ho visto e sinceramente non intendo nemmeno vederlo. Perché chissà chi è Blur non prende sul serio quel video. Nel senso, ragazzi, non vi state a incazzare per quello che dice Blur nel video, per quanto vi può fare rodere il culo. Perché quello è lo scopo, far rodere il culo e far parlare di sé, ok? Se voi sapete che fa così, più ne parlate e più gli date modo a lui di averci ragione a prescindere. A prescindere. Io sinceramente non l'ho visto, non lo voglio guardare, non mi interessa guardarlo, non ho guardato il video di un romanista che sia uno,
perché sinceramente non mi interessa, mi sto distaccando totalmente da quelli che sono gli altri canali calcistici, perché non me ne frega un cazzo, ormai mi importa solo del Cagliari e io guardo in casa mia, non mi piace più andare a guardare in casa dell'Arti pure se rosicano. Non aumenta il mio potere. Ciao Vincenzo, però dei consigli li fai sul fantacalcio, sempre in base a quelle che sono le mie sensazioni, ovviamente, non voglio essere artefice di nessuna vostra bestemmia contro di me. Quindi abbiamo almeno 3 punti in più, comunque. Meglio per... In che senso 3 punti in più, Gianluca? Nemmeno da guardare, bro. Esatto, esatto, Alessandro. Ritornando ai punti persi, il rigore noi l'abbiamo segnato e poi ci siamo segnati da soli. Loro ci hanno assaltato, ma Olsen ha preso tutto. Per me vincevamo come a Napoli. No, assolutamente no, perché, perché secondo me Maranno ha sbagliato i cambi. Togliere Simeone per mettere Castro, secondo me non ha avuto senso. Non ha avuto senso. Secondo me è stata studiare proprio male la partita, per questo dico che se non avessimo avuto il rigore e non ci fossimo fatti autogol, secondo me la partita sarebbe finita 0-0. Ieri notte sono uscito disgustato dalla diretta di uno youtuber romanista, mi stava salendo l'incazzo alle stelle. Ma io infatti è per questo, a parte che a me sinceramente ormai non mi interessa proprio più niente delle altre squadre, però sinceramente io ormai penso solo al Cagliari, non me ne frega un cazzo, me ne frega un cazzo. Altre squadre proprio zero, zero. Sono matti di Sconvols, sono matti per Cagliari, sono matti per Cagliari. Ma Asso di Roma, lo youtuber che fa i post partite della Roma, che problemi ha? Rosica come un castoro. Ma sti cazzi, rosicassero, ma che me frega a me. Soffia di te così sfondi la porta. La reaction è stata bellissima. E porto ancora i postumi della reaction. Infatti sentire che bel timbro di voce che ho. Però volevo farla sta live. Volevo assolutamente farla. Secondo me abbiamo una squadra d'Europa, ma stiamo calmi e si vedrà. La squadra è indubbiamente, secondo me, da Europa, ma proprio senza ombra di dubbio è da Europa. Il problema è che chi la conduce non ha la mentalità, secondo me, per portarcela. E ok, i risultati stanno arrivando, ma con un allenatore diverso, magari la partita a Roma potevi vincerla, perché una Roma così disastrata non la rincontri probabilmente nel girone di ritorno. Quindi ne dovevi approfittare adesso. Per quello dico che bisogna migliorare sotto l'aspetto cinico. Ok, a Napoli abbiamo fatto praticamente la partita della vita perché siamo riusciti a vincere con un gol in contropiede dopo una partita dominata da Napoli, però bisogna avere anche un po' più di palle sotto, è quello che chiedo. Olsen mi ha stupito, sta giocando molto bene, assolutamente. Finalmente abbiamo visto Mattiello, come ti è sembrato anche se per poco? Guarda, non l'ho visto così tanto per poterlo giudicare, soprattutto all'Olimpico non è che l'abbia visto benissimo. Infatti non posso dare nemmeno un grandissimo giudizio su quello che è stato il gioco del Cagliari, anche se è un qualcosa di trito e ritrito. Tu hai giocato a calcio quando eri più piccolo? Assolutamente sì, assolutamente. I romanisti hanno detto un sacco di cazzate contro di noi, stanno rosicando e noi godiamo, quello sì, quello sì. Comunque lo speciale 2000 iscritti si farà a breve, invasione di campo per festeggiare. Come ti ho già detto stamattina, Ale, quando arriverà, arriverà. Io non nemmeno li guardo tanto i numeri, infatti c'è sempre un ragazzo che ogni volta che raggiungo un traguardo tipo 1100, 1200, l'ultimo è stato 1500 mi pare, è lui che me lo fa sapere perché io nemmeno li vado a guardare.
non ci faccio mai caso né agli iscritti né ai mi piace. Sinceramente sono cose che non mi interessano. Come ti ho già detto a te, sì, ah, sei te. Ecco perché. Io non ci faccio mai caso. Io non ci faccio mai caso perché ti ho detto pure stamattina, a me quello che mi interessa è sapere che c'è gente che mi segue e a cui piace quello che faccio e continuerà a seguirmi. Quindi per me l'importante è quello, oltretutto. Se l'avessi avuto davanti gli avrei messo le mani addosso al romanista che ha preso in giro Pisacane. Guarda, da una parte sono d'accordo con te. Tra l'altro ho scoperto che a me Pisacane mi ha bloccato su Instagram. Non so per quale assurdo motivo, però Pisacane mi ha bloccato su Instagram. Non ho la minima idea del motivo. Ciao Cionbobolo. Cioè, vi giuro che a me Pisacane mi ha bloccato su Instagram. Ranieri, Don Michele. Ranieri. Tanto c'ho un brufolo qui che mi sta da un urto. Se non fosse stato per quell'autogol avremmo vinto. Probabile, però con i se con i ma non si fa la storia, quindi. Ci vorrebbe Ranieri al Cagliari, magari. Intendi che non puoi più nemmeno vedere il suo profilo. Esatto. Se io scrivo Fabio Pisacane su Instagram, non mi dice che il profilo non esiste. E l'ho scoperta con l'altro profilo della Castello Crew perché andando a vedere le storie del Cagliari, vedevo che c'era la storia di Pisacane e me ne comparivano quattro, mentre sul mio profilo ne comparivano soltanto tre, mancava quella di Pisacane. Ma non riesco a capire il motivo, cioè non riesco a capire perché mi ha bloccato. Cioè io non gli ho mai scritto niente di male. Cioè non mi ha bloccato Rico Giannis, mi ha bloccato Pisacane. Ho sempre difeso poi, vabbè, non lo so perché, però mi ha bloccato Pisacane. Guardate, mo vi faccio vedere, ve lo faccio vedere in diretta allora. Eh no, si sono tolte le storie, cazzo. Si sono tolte. Vabbè, ve lo faccio vedere così. Come potete vedere, io sto sul mio profilo Instagram, ok? Se io cerco, guarda, provo a fare così, aspettate, perché Fabio Pisacane, ok? Vedete che non mi compare? Ti ho bloccato perché era la cosa più logica da fare, hai detto cose sul mio conto, non tanto per la quale. E cosa avrei detto che io t'ho sempre difeso tecnicamente? No, comunque scherzi a parte, cioè, raga, io non gli ho mai detto niente di male a Pisa. Mo vado a ritrovare la chat, che io ce la dovrei ancora avere la chat su Instagram con Pisacane. No, è scomparsa. Non è rimasta manco più la chat. Non lo so perché.
Ci sei ma più che altro non riesco a capire il motivo. Cioè, gli ho scritto 2 o 3 volte in privato e se non mi sbaglio m'aveva pure risposto, ma gli avevo scritto pure degli attestati di stima, nel senso cioè, non l'ho mai insultato. Non l'ho mai insultato. Non riesco a capire il motivo per cui mi ha bloccato. Allora mi sono sbagliato con il mio amico c'era Lampos. Pensavo gli insulti fossero rivolti a me. Assolutamente no, Pisa. Assolutamente no. Allora, guarda, mo per far vedere la prova del 9, se io tecnicamente vado sul profilo del Cagliari, loro tra i seguiti ce lo dovrebbero avere Pisacane. Io vi faccio vedere che a me Pisacane non compare. Guardate, Cioè, c'è Pitelli, Castro, calciatori brutti, Pellegrini, Nandez, Olsen, Simeone, Cacciatore, Pavoletti, Nainggolan, Kossu, Valukiewicz, Ionita, Cragno, Conti, la nazionale sarda, la Serie A, Pinna, Rafael, Rog, Joao Pedro, Faragò, Birsa, Oliva, Clavan, De Iola, Cerri, Cerri, ok. Poi chi è qua? Filippo Tortu, Arborea, Prof. De Bellis, scusate. Vedete? Bebe Pio, Ciocci. Non c'è Pisacane. Non so per quale cazzo di motivo. Bah, va a capite. Cioè, non lo può arrostare, l'ho vista. Hai tolto il segui a Cherry? Beh, ovvio. Ciao caro, ciao Bruno. Come stai? A parte la voce, credo tu stia bene. Benissimo. So benissimo. Pisagog non c'è più, io lo stimo profondamente. Penso sia giusto che lui porti la fascia da capitano. Non capisco come abbia potuto bloccarti. Ma non riesco a capire nemmeno io. Ragazzi, ma a voi Pisacane, cioè voi lo trovate Pisacane su Instagram? Perché io non lo trovo. Alberto è quello che si impegna di più di tutti in allenamento. Peccato che non rende poi. Io sì, ho visto ieri il suo post. So- Io sì, gli ho inviato pure un messaggio. A me va bloccato allora. È inutile che ci sto a combattere. Allora, Fabio, eccolo. Se io lo cerco sul profilo della Castellus Crew, lo trovo. Guardate, io adesso mi invio il suo post. Il suo post me lo invio sul mio Instagram. Non si vede una cippa. Che poi tra l'altro, eccolo il mio Instagram. Ok? Me lo mando sul mio Instagram. Me lo sono inviato. Ok? Guardate un po'. Se io vado sui miei messaggi, post non disponibile.
Il post non è disponibile perché è stato eliminato. Non mi compare, ma bloccato, per forza. Per forza di cose. Io sì, però ho smesso di visualizzare i miei messaggi dopo che mi ero lamentato per insulti ai sardi ad ogni partita, in occasione del caso di quello scarpone di Lukaku. Ma infatti è strana come cosa. Ciao Matti, non ci sono dubbi, ti ha bloccato. Vorrei capire il perché però. Cioè, non gli ho mai scritto niente di male. Non ho mai scritto niente di male. Boh. Davvero può essere che si è fatto rodere il culo che ho consultato Rico Giannis. Non lo so. Pisacane. Mi ha bloccato Pisacane su Instagram. No, ma più che altro, oltre al fatto di rimanerci male, è che non riesco a capire il motivo. Per quale motivo? Magari ho dimenticato di fargli gli auguri di compleanno. Ma io ce l'ho salvati tutti sull'agenda, quindi non c'è rischio nemmeno che mi dimentico di Pisacane. Infatti non so mo se l'ho eliminata la notifica, però vedete, per esempio, stamattina mi era arrivata la notifica del compleanno del cacciatore, quindi io lo sto seguendo da una vita su Instagram. Ma chi a Pisa? Unisci le mie dissing contro Pisacane, ma non posso. Io lo amo alla follia Pisacane, non gliela faccio. Ma è da tempo che ti ha bloccato o da poco? Ma non lo so, io me ne sono accorto ieri. Me ne sono accorto ieri sera. Cioè, ieri sera, stamattina, scusate. Ma capite? Aspettate un attimo, ragazzi. Eccomi, devo rispondere a un messaggio. Ciao Dudinus, ciao Seba. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Bitter. Bitter. Dai, sicuramente non gli stai simpatico. Ma non gli ho mai detto niente. Cioè, io in privato gli avevo pure scritto un bel messaggio, nel senso che lo stimavo come uomo che comunque dopo la malattia era riuscito a giocare a calcio, arriva in Serie A, fa il primo gol in Serie A. Cioè, poi chi mi segue lo sa, nei video ho sempre detto che io vorrei che in campo ci fossero 11 pisacane e mi blocca. Ma vabbè, andiamo oltre, ragazzi, che dite. Però mo mi sta a venire dubbio. Fate mandare a vedere se Lico Giannis non ha bloccato.
come si chiama lì con Giannis su Instagram, regà, che io me lo so scordato? Ciao Alessandro, magari dopo la Policane ho visto la storia e ho scritto Godo. Probabile. Rambo subito, Pioli out, così. Secondo te è giusto annullare il gol di Kalinic? Assolutamente sì. No, il nome lo so, Adriano. Il nome su Instagram. Non penso si chiami Lico. Come cazzo si chiama Lico Giannis su Instagram? Ti piacerebbe se al Cagliari venisse Ranieri? Assolutamente sì. Bellissimo sentirti cantare i cori a squarciagola domenica. È stato bello pure per me. Regà, se scrivo Lico non mi compare. Fate vedere. Controllo sul profilo della Cassetto Screw. Se io scrivo Lico, c'era Lampos, Lico Giannis. Ok, faccio la prova col post anche con lui. No alla storia. Miro. Ma ha bloccato pure Lico Giannis. Ha bloccato pure Lico Giannis, ci voglio credere. Vabbè, dai, da Lico Giannis lo accetto. Da Lico Giannis lo accetto. Da Lico Giannis lo accetto. Però non capisco perché con Pisacane mi è uscito post non disponibile, il post non è disponibile perché è stato eliminato, mentre con Lico Giannis mi è uscito questo post non è disponibile, punto. Tra un po' mi blocca pure il profilo del Cagliari. Andiamo bene. No, la nostra pagina non l'ha bloccata, ecco perché riesco a vederlo. Lico Giannis penso sia sicuro che mi abbia bloccato, sicuramente, ovviamente. No, no, la nostra pagina no, solo il mio profilo. Lico Giannis non mi ha bloccato sul profilo mio e non lo so se Pisacane effettivamente mi abbia bloccato. Bah. Quindi ha visto i suoi video? Non lo so, ma io troppo gli ho scritto in privato a Lico Giannis. Chiedi ad Andrea Mereu. Che c'entra Andrea? Andrea c'entra niente. Cherry non mi ha bloccato, ma non gli ho mai scritto niente di che a Cherry. Non me lo sono mai inculato troppo. Con Ceppitelli tra un po' mi ci sento giorno per giorno. Alla fine di questa live finisce che ti bloccano tutti, esatto. Ho detto, va a finire tra un po' mi blocca pure. Scusate,
pure il profilo del Cagliari era un po' mi blocca. Quel pezzo è bellissimo. Risponde spesso Ceppidelli, sì. A me ha praticamente sempre risposto. A me Ceppidelli ha praticamente sempre risposto. Anzi, pure domenica che gli ho mandato un messaggio vocale dopo che è finita la partita, mi ha risposto. Mi ha risposto. Infatti gliel'ho detto a lui. E ho detto, nonostante tu ehm, nonostante tu ti sia fatto l'autogol, hai avuto comunque, diciamo, il coraggio di venire sotto da noi e questo ti fa molto onore. E niente, l'ho ringraziato e lui mi ha detto grazie a te. Questo posso confermarlo, Lico e Pisadog sono amici. Allora mi avrebbe dovuto bloccare pure Despotov, dato che pure Despotov è amico di Lico Giannis. Lazio Cagliari la guardi allo stadio? Non lo so perché si giocherà a maggio, quindi non lo so. Oggi per Mattia tutti out. Ma in Italia qualcuno ha la sua maglia? Probabile. Ce l'avevo pure titolare e se non avesse fatto gol avrei vinto. Dacci tu. Mi pare giusto. Mi pare una reazione più che giusta. Ciao Freddy. Hai visto la terza maglia della nazionale? La verde? Sì, l'ho vista, l'ho vista. Un tempo ero anche quell'amico di tutti i panchinari. Ciao Miro, ciao Destrox. A Cagliari si dice così, fai sbeni e vai in galera. Fatelo tradurre. Pavoletti ti ha bloccato. No, Pavoletti non mi ha bloccato. Io ci sarò a Lazio Cagliari, dai, spero di esserci anch'io. Fai bene e vai in galera. Cosa vuol dire, ragazzi? Fai sbeni e vai in galera. Vai in galera, penso. Fai del bene e vai in galera. Ciao Matti, alla prossima. Che rispaldo nello stadio che è il mio compleanno, spero di festeggiare. Lo spero anch'io, anche se non sarà il mio compleanno. Anche se c'è una partita vicino al mio compleanno, che però non mi ricordo qual è. Mi pare che è Cagliari-Atalanta, ma non ne sono sicuro. O Atalanta-Cagliari. Però mi pare che c'era di mezzo l'Atalanta. Fa mannaggia che Cagliari, ok. Calendario. No, è Cagliari-Fiorentina. Cagliari-Fiorentina che si gioca il giorno prima del compleanno mio.
Nel senso che non hai fatto nulla di male e questi ti bloccano, ma ad averni di tifosi veri come te. Grazie, Restrox. Grazie. Effettivamente, se me la riguardo anch'io adesso mi viene da ridere, Ale. Mi viene da ridere pure a me. Spero di esserci a Cagliari Spalla perché è davvero bello lo stadio del Cagliari. Beh. Nel senso che tu parli bene di Pisacane, quindi hai fatto del bene, però lui ti ha bloccato. Esatto, esatto. Se sabato vinciamo ci qualifichiamo direttamente agli europei? Mi pare di sì, basta vincere con la Grecia per essere certi della qualificazione. Che ne pensi di questa nazionale? Una delle migliori secondo me degli ultimi anni. Possiamo fare bene agli europei? Spero di sì. Mancini come sta lavorando secondo te? Secondo me sta lavorando bene. Secondo me sta lavorando bene, però l'importante è fare bene anche agli europei, perché quello è l'importante. Quando compì gli anni, Miro, li faccio l'11 novembre. L'11-11. Sai che forse vado allo stadio per Cagliari Spal, beati voi, beati voi. Io mo ci sono andato una volta e mi è venuta voglia di andarci sempre. Ci vorrei andare costantemente. Torna ogni giorno a casa senza voce. Ma io mi sono torto dal groppone 6 anni che non vedevo il Cagliari. E quasi mi c'ero del culo per averci ancora la voce, perché significa che forse non ho strillato abbastanza. Voglio il nuovo stato del Cagliari, che bellezza sarà. Chissà quando riusciranno a farlo, però. Ci vuole tempo, purtroppo. E non è nemmeno colpa del Cagliari. La nazionale senza filtro, questa in pochi la capiranno. Questa la capiranno in pochi. Già spero bene come... Già spero che si veda bene come alla Sardegna Arena. Lo spero anch'io. Dicono fine 2021 è pronto. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Non mi fido più delle date che dicono. Dopo 7 giornate, zona Europa, niente male. Continuiamo così, assolutamente. Ah, merde, mi sono spaccato in due. Sono contento che è piaciuta la reazione. Nazionale sì, esatto, Destrox. Che tra l'altro non so se fanno ancora i nazionali. Colpa della burocrazia di merda se non hanno cominciato ancora i lavori. Purtroppo. Purtroppo sì. Spero che comincino il più presto possibile. Quando hai detto a merde, ho goduto, grande mio. Eh, ho dovuto farlo. L'istinto era troppo forte. Che ne pensi di Inter Juve? Che doveva segnare Cristiano Ronaldo? Ho vinto comunque 2-0 al Fantacalcio, però se avessi segnato Ronaldo, più che altro ci ho speso 201 crediti. Spero prima che rifacciano la zona così non esce una merda.
Ciao Mattix, ciao bello. Mi è presa sbalia. Che poi, regà, voi non potete capire per arrivare allo stadio. Mamma mia, che bordello, che bordello. Non ho filmato, ma certe cose allucinanti, allucinanti. Io vedo che Mattix sembra mini Barella. Non ci ho mai fatto caso, Ale. Non ci ho mai fatto caso. Allo stadio c'era uno che assomigliava un po' a Barella. Spero che l'anno prossimo ci sia Olsen. Non si sa, non si sa. Avreste voluto ghignarli ai romanisti. Che poi noi abbiamo beccati in botto mentre andavamo allo stadio, ovviamente. Buonasera, Music. Hanno finito di piangere i romanisti? Si spera. I riomanisti, scusa. Si spera. Adesso avete capito perché mi stanno sul cazzo a me? Avete capito? Io ricordo ancora il fallo che hai fatto in quella partitella, se ci ripenso non mi sento male. Ah, ma quale? Quella sullo zoccolo duro? Sicuramente quello. Perché a parte il resto sono stato tutto il tempo a cercare di prendere fiato, che stavo morendo. Sì, deve essere per forza quello sullo zoccolo duro. Minchia che tifosotti. Secondo voi perché a me mi stanno sul cazzo? E me stanno sul cazzo quando fanno così. Ancora senza voce dallo stadio, esatto, Mattix. Io l'avevo detto, c'avevo 6 anni sul groppone da dove smartì allo stadio. Eh, Infatti poi se ci fate caso, che ho detto pure a Alessandro, se voi guardate bene il video, molte riprese sono tremolanti, mi tremavano le mani dall'emozione, mi tremavano le mani. È stata un'emozione nemmeno si può descrivere, veramente. Che poi devo ripassare diritto, l'economia e la Costituzione. E vabbè, tanto se devi solo ripassare. Sì, l'hai stuprata, vabbè, non esageriamo. Ora mi stanno sul cazzo anche a me, e molto. Io da una vita che non li digerisco né loro né quelli del Napoli. Fortunatamente non so tutti così, però quando trovi quelli così è brutto. Il bello è che io ho pure un parente romanista, purtroppo i parenti non si possono scegliere. Se no io mi sceglievo tutti a Cagliari. Io avevo anche una ragazza della provincia di Roma, i pochi romanisti che ho conosciuto erano simpatici, ma questi... Oh, Kiper, ciao, bello. Poi la riascolto per capire, anche se temo. In che senso? Tu Miro ti senti mezzo sardo, vero? E questo è un discorso difficile da fare perché io mi sento romano, io mi sento romano di Roma. Io sono romano di Roma, ma tifo Cagliari. Il fatto è che purtroppo non ho mai vissuto la Sardegna, non sono nemmeno mai stato una volta in Sardegna, quindi faccio fatica a definirmi sardo soltanto perché ho avuto mio nonno che era di Siniscola, quindi per definirmi almeno mezzo sardo dovrei vivere.
un po' di Sardegna e come ho già detto nella live scorsa, io se abitassi in Sardegna o in qualsiasi città la tratterei coi guanti quella terra. E quindi diciamo che non mi sento mezzo sarto, mezzo sarto, non mi sento mezzo sardo per motivi più che logici, nel senso non ci sono mai stato, non l'ho potuta mai vivere quella terra e non posso sentirmi mezzo sardo soltanto perché tifo Cagliari. Io sono contento quando mi dicono tu sei comunque sardo ad honorem, non importa se non ci sei mai stato, tu sei molto più sardo di altri. A me fa piacere sentirmi dire queste cose, però comunque non le sento mie e non mi sentirò mai sardo fino a quando, o mezzo sardo, fino a quando comunque non avrò messo piede in Sardegna. Fino a quel momento io sono romano, fiero di essere romano, ma ancor più fiero di essere un tifoso del Cagliari. Quando riuscirò e potrò godermi quella terra fantastica, potrò dire di sentirmi mezzo sardo, ma fino a quel momento no, fino a quel momento no. È un discorso un po' intricato, spero che siate riusciti a capirlo. Per non parlare di Blur che offende random il popolo sardo. Ripeto quello che ho detto prima su Blur. Voi partite col presupposto che lui fa video per essere insultato e se tu più lo insulti, più gli crei successo e più gli crei successo, più lui si marcia. Secondo me non c'è io sinceramente non l'ho visto il video di Blur, già so tanto quello che dice nel video senza che lo vada a vedere e nemmeno me ce incazzo, perché tanto lui l'ha fatto proprio per quello e non gli voglio dare la soddisfazione sinceramente. Io potevo fidanzarmi con una alla Dispoli, che te frega. Io ho un'amica che è tifosa sfigata della Roma, domenica si è messa a fare polemica e ho detto a misurare il pisello di show. I tifosi della Roma per lo più sono peggio di quelli di Napoli, sia per violenza che per offese, anche verso la propria società, quello è vero. Il bello è che hanno fatto Bocio peso prima di battere il rigore, ma finché lo fanno loro va bene, se lo facciamo noi siamo razzisti, esatto. Ciao Vince, tutto a posto, te? Stai prendendo qualcosa per il mal di gola? No, poi perché tanto passa. Io quando strillo mi va via la voce. Noi ti aspettiamo e io non vedo l'ora di arrivare. Mi sono perso un pezzo del discorso. Cosa hai capito in breve, Ale? Che te lo rispiego. Perché ho intuito che qualche giocatore che è nell'11 per grazia di Dio ti ha bloccato. Sto guardando un paio di numerissimi giorni. È iniziato un rimprovero perché è anche cagato fuori. Purtroppo so così. Ciao Candy! Ciao Candy. Comunque sì, per la precisione mi hanno bloccato sia Pisacane che Lico Giannis. Io un paio di insulti glieli ho dati volentieri, senza esagerare, giusto un piccolo aperitivo. Ma io gli ho dati proprio de gusto. Proprio de gusto. La tua emozione la capisco, io da una vita che sono in trasferta, emigrato da una vita, sono andato a Parma, sono rientrato stremato, ho ballato e saltato e cantato e ho 54 anni. Ma perché il Cagliari ti porta a fare questo? Ti porta a fare questo. Guerrando combattendo. Ok, ok. Fate bene a tradurmi le parole perché tanto la mia ragazza giustamente sa che sono in live e mi manda i messaggi vocali, è molto furba. Ehm, che ti senti romano perché sei di Roma, solo questo perché ho perso tutto il discorso. Cerco di rifartelo in breve. Allora, ehm, io non riesco a sentirmi mezzo sardo perché io sono romano, ok? E questa è lampante come cosa, non ci piove. Non avendo mai avuto la possibilità e non essendo mai stato in Sardegna, terra che io veramente tratterei coi guanti se solo ci potessi andare,
non ho la pretesa e nemmeno la voglia di dire e di sentirmi mezzo sardo, perché non lo sono. L'avere un nonno che era sardo automaticamente non rende me un mezzo sardo. Ho delle origini sarde, ovviamente, però per definirmi e per sentirmi mezzo sardo ho il bisogno proprio fisiologico di potermi vivere la Sardegna. Purtroppo non ho mai avuto questa possibilità. Spero che accadrà prima o poi, però fino a quel momento non posso dire di sentirmi mezzo sardo perché vi prenderei in giro. Io spero che arrivi questo discorso, nel senso che non la prendiate come un insulto, ma proprio come un complimento. Non, non me la sento di dire che sto mezzo sardo se non ho mai avuto la possibilità di potermi vivere anche solo un minuto in Sardegna. E io sono romano e sono un tifoso del Cagliari. Andrò sempre fiero del fatto che sono romano e andrò ancora più fiero del fatto che sono del Cagliari, ma non posso dire di essere mezzo sardo soltanto perché mio nonno era di Siniscola. Voglio, voglio potermi vantare di essere mezzo sardo soltanto quando sarò riuscito a godermi la Sardegna, a viverla e a trattare quella terra con i guanti e non come un posto di vacanza come fanno in molti, perché la Sardegna non è solo mare. Ciao Mattix, alla prossima. Ciao Geometri, non so se ti ho salutato, scusa se ti saluto solo adesso. Si procede a dire che se loro ci insultano, nei video prima o poi ci si becca di persone, se trovano per bene i loro denti, le prendono di brutto. Ciao Marti, quando vado a vedere il Cagliari allo stadio io torno pischiello, non so neanche spiegare quello che mi succede, amore puro e basta. È impossibile spiegarlo, è impossibile spiegarlo. Io ero in curva nord in Cagliari Roma 5-1, che emozione, bellissimo. Hai perfettamente ragione. Ok, Alessandro, sono contento che sei riuscito a capire il messaggio che volevo passare. L'importante è quello. La papera di Goicocea, fantastica. È rimasta nella storia qua la papera. Comunque probabilmente noi terremo Andreazzoli. Speriamo che inverta la rotta allora. Hai espresso un pensiero bellissimo. Hai parlato da una persona che pur non avendola vista è come se l'avessi vista. Ripeto Ale, io non posso, cioè mi sentirei in torto con me stesso a dire che sto mezzo sardo, perché non la vedrei come una sorta di insulto nei confronti dei sardi e della Sardegna. E io sta cosa non voglio che accada. Io me la voglio vivere. Io per dire che sono mezzo sardo voglio averci qualcosa che lo dimostri. Io, se solo ci avessi la possibilità, rispondendo anche a Marti, io ci verrei tanto, ma proprio col sorriso a 87.000 denti a vivere in Sardegna, però purtroppo non posso, perché costa, perché non me lo posso permettere, per tantissimi altri motivi. Però su una cosa posso andare sul sicuro, dicendo che qualora venissi in Sardegna, io la tratterei con i guanti quella terra, perché è una terra che merita molto più rispetto di qualsiasi altra. È una terra a cui io devo tanto, anche se non ci ho mai messo piede. Eh, ripeto, non posso negare le mie origini sarde, perché quello sarebbe rinnegare, non posso farlo. Non rinnego il fatto che io abbia delle origini sarde, però un conto è avere delle origini sarde e questa cosa ovviamente non dipende da me, e un conto è definirsi mezzo sardo e questo può derivare da me. Quando accadrà, se accadrà, e
con giusta causa. Me lo farò prima dire dagli altri, se posso avere questa nomea di essere mezzo sardo. Se avrò la possibilità di averlo, sarò la persona più felice del mondo, perché essere mezzo romano e mezzo sardo è un sogno. Per me è un sogno. Però prima di quel momento non potrò mai essere mezzo sardo. E sono contento che siate riusciti a capire il mio ragionamento e che non l'abbiate presa male, perché avevo paura che magari potesse essere fraintesa questa cosa. Ma non ti preoccupare, Marti, vai tranquillo, non ti preoccupare, tanto ci sarà sempre occasione. Alla Galletta di Siniscola anni fa cercai un bar per vedere una delle ultime giornate. L'ho vista con Sirico padre, mi parlò del figlio che ancora non conoscevamo e del provino fatto al Cagliari. Che spettacolo! Siniscola ti aspetta con ansia, sono certo che questo sogno si avvererà al più presto. Te l'ho già detto anche oggi, Ale, ripeto, non è un sogno che si potrà avverare nel breve né nel medio termine. Si parla di anni, di veramente tanti tanti anni. Però io quanto c'è da aspettare, aspetto, a me non importa. Ripeto, sarà pure l'ultima cosa che farò nella vita, ma io prima o poi ci verrò. Io prima o poi ci verrò. Bacerò per terra. Non me ne frega un cazzo, bacerò per terra. È un qualcosa che dovrò fare, perché è un qualcosa che ho bisogno proprio fisico di fare. È come se per 23 anni avessi vissuto senza un braccio. Voi magari, anche chi è immigrato, forse non può capire, ma non benissimo, perché tutti, bene o male, sono andati in Sardegna. Per esempio, c'è Pablo Giallorosso, uno youtuber romanista, non so quanti lo conoscono, che lui tutti gli anni praticamente va in vacanza in Sardegna. E voi non vi immaginate quanto mi può far male a me sta cosa. Io con lui ci rido, ci scherzo, gli dico cioè, tu sei della Roma e vai in vacanza in Sardegna, io che so del Cagliari rimango qua a Roma e la butto sullo scherzo, ma in realtà è una cosa che fa male perché io la Sardegna me la vorrei vivere 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno, però non ho la possibilità di farlo e lui invece ci va lì soltanto in vacanza. Per carità, porta un rispetto allucinante alla Sardegna ed è giusto che sia così, però mi sa di ingiustizia, perché io la vedo, la sento proprio come una vera e propria mancanza, una privazione, una privazione allucinante che volente o nolente ti fa sta male, a prescindere. Grazie Albi, grazie Christian che avete capito il concetto. Ce lo vedi il ninja che ti blocca? Magari risponderebbe per le rime. Mi risponde per le rime il ninja. Un Nandez. Nandez non penso mi bloccherebbe. Io sono sardo, grande, Masse. Io sono originario della Sardegna, nato a Roma e tifo Cagliari. E quando vedrai la Sardegna ti innamorerai come se fosse una bella donna. Il mare, il mangiare, la gente. La gente vera, fidati, è bellissima. Mm. Lo so che è bellissima, lo so, lo so, però il problema è che vorrei constatarla dal vivo questa bellezza. Non so chi me la fece questa domanda nella scorsa live. Ciao Ale. Ehm, c'è qualcuno, non mi ricordo chi, mi fece una domanda dicendomi se tu venissi un giorno in Sardegna o comunque a vedere una partita del Cagliari alla Sardegna Arena, piangeresti?
Cioè, saresti commosso? Io ho detto, se accadesse una cosa del genere, io appena sbarcato in Sardegna mi metterei a piangere. Perché, regà, cioè, voi non potete immaginare come sto dentro. E sarebbe un sogno. È un sogno e rimarrà un sogno, temo. Se non riesci a scendere qui in vacanza, sei sardo emigrato ad honorem. Ti ringrazio anche se non sono sardo, purtroppo. Vorrei diventarlo il più presto possibile. Ciao Ale, ti sei perso un'ora e 20 di cazzarate quasi. Hai ragione, Miro, è come se stai dicendo che ami una ragazza che non hai mai visto. Esatto. Il paragone più o meno è quello. Il paragone più o meno è quello. Penso io che sono sardo e sono costretto a vivere a Roma. Però tu, bene o male, la Sardegna comunque un po' te la sei vissuta. Io non ho mai avuto questa possibilità. Tu sai cos'è la Sardegna. Per me potremmo parlare di tutto e di niente. Ovviamente è facile andare su Google e guardarsela, però viversela è un'altra cosa. E tu non so per quanto tempo, però bene o male te la sei vissuta. Io sta fortuna non ce l'ho mai avuta, mai. E quando la gente ti dice, oh, quando vieni in Sardegna, dai che vieni in Sardegna, tutte queste cose qui, ti fa piacere, perché è inevitabile che ti fa piacere, vedi l'affetto della gente nei tuoi confronti, però dall'altra c'è un qualcosa che ti fa morire dentro, ti fa morire dentro perché tu sai che tanto prima ti rendi conto che forse tu non ci potrai mai arrivare lì, non potrai mai guardarla, non potrai mai mettere un piede su quella terra e fidati che sta cosa te logora dentro, te logora, a me me logora tantissimo, mi fa male. Con questo non voglio che la gente non mi dice oh quando vieni in Sardegna perché quelli sono attestati di stima. So che non mi volete far rosicare e cose del genere, capisco il messaggio. Però mettetevi nei panni di uno il cui sogno più grande è arrivare in Sardegna. Starci anche solo un minuto. Fa male. Raga, fa male, ve lo posso assicurare. La Sardegna è dentro di te, è già dentro di te. Quando riuscirai ad andarci ti sentirai a casa perché è dentro di te. Il tuo amore per la nostra terra merita tutto il rispetto e stima. Vedete, a me sti messaggi mi fanno commuovere, veramente. Non sto scherzando, sto cercando di trattenermi, però a me sti messaggi mi fanno commuovere. Gira voce che Inizio a gennaio potrebbe lasciare il Cagliari, non lo so, non lo so. Certo che capiamo, e poi noi tutti siamo e saremo sempre presenti come gli Sconvos col Cagliari. Quando devi parlare noi siamo qui. Ti viene la pelle d'oca, fidati, già ne so sicuro. Ti auguro già da come parli si capisce che ami la Sardegna. Ci sono dei sardi a cui non gliene frega nulla ed è bello vedere persone come te e Andrea che ci tengono tanto. Per questo io ho detto che qualora ci avessi la possibilità di venirci, io quella terra la tratterei coi guanti. E se fosse per me io ci pianterei le tende. Non ci andrei lì solo d'estate solo perché c'è il mare. Io me la vorrei vivere 365 giorni all'anno. Fammela da nord a sud, da est a ovest, in diagonale, dappertutto. Dappertutto. È una cosa realizzabile, no, Fabri, no. No. Non è una cosa realizzabile. Ti stimo tantissimo. Grazie mille, Christian.
La Sardegna è un'isola magica, si respira un'aria del tutto diversa rispetto al resto d'Italia. Su questo ne sono sicuro. Su questo ne sono sicuro perché quando senti la mancanza di un qualcosa che non hai nemmeno mai visto, vuol dire che ha sicuramente un peso molto importante nella tua vita, per forza di cose. E sinceramente poi mi ci rode il culo vedere, mo tralasciando il fatto che ci stanno alcuni sardi che tifano magari squadre più blasonate, ma non è questo il discorso che voglio intraprendere. Quando vedo che ci sono persone che non portano sufficiente rispetto alla Sardegna, a me mi ci rode il culo. Vede che comunque ci sono persone che hanno avuto la fortuna di poter nascere, crescere e vivere in una terra così bella e non gli portano rispetto e io, che sogno da 23 anni di poterci andare e non averci mai la possibilità. La trovo una cosa ingiusta. Vado ancora di più, dobbiamo chiedere a gran voce dobbiamo chiedere a gran voce l'innesto di Valukiewicz da centrale perché il Pisa ne combina spesso. Vai Giver, alla prossima. Sono io che devo ringraziare a te per le bellissime parole che dici su di noi. Su questa cosa devo contraddirti, Christian, perché io non dico belle parole, io semplicemente mi limito a dire, come ho sempre fatto, nel bene o nel male, quella che per me è la verità. Ehm, Ripeto, certe volte potrò sembrare stronzo per come dico la verità, però io sono una persona trasparente e dico sempre le cose come stanno per me, sia in positivo che in negativo. Per esempio, continuo a pensare quelle cose su Pavoletti, continua a essere il mio pensiero, non mi va di aprire un'altra parentesi sul caso Pavoletti, però per farvi capire comunque il tipo di persona che sono. A me piace sempre dire la verità e quello che sento ovviamente di poter condividere perché i miei fatti strettamente privati ovviamente non li vado a divulgare in giro, semplicemente è quello che sento, nulla di più e nulla di più e nulla di meno. Grandi meno, rispettiamo la nostra casa perché altrimenti poi la casa non regge più, assolutamente. Intanto, ciao Bruno, sono contento che ti abbia fatto emozionare, ma ti assicuro non quanto abbia fatto emozionare me. Una caratteristica tipica dei sardi è l'affetto per la propria terra e la nostalgia che si prova quando sono fuori dalla propria terra. E io non posso nemmeno parlare di nostalgia, e a me è quello che mi fa incazzare, capito? Il fatto di non poterlo nemmeno dire, il fatto che sono un nostalgico perché mi manca la Sardegna. E a me è quello che mi manda in bestia, che mi fa impazzire. Ciao Salvatore, abbiamo 5 punti in più rispetto all'anno scorso alla settima giornata. Infatti si vede le posizioni in classifica come cambiano. Il tuo peggior vizio è dire la verità, essere sincero e dirlo senza problemi. Esattamente, esattamente. Infatti prima non mi sono vergognato a dire che quel messaggio mi ha fatto commuovere, perché è la verità, è la verità, non mi vergogno mai a dire la verità io. Il mio sogno è di diventare un rapper famoso e poterti aiutare a realizzare il tuo sogno.
Il problema è che non voglio nemmeno che sia la gente ad aiutarmi a realizzarlo, o meglio, se riesco a guadagnare qualcosina con YouTube, mi pagherò questo sogno con YouTube, però vorrei essere io a realizzarmelo da solo con le mie forze. Non voglio l'aiuto di nessuno, perché questa è una cosa mia e non voglio mettere in mezzo altre persone, anche se vogliono essere loro le prime a aiutarmi. È un qualcosa che vorrei fare con le mie forze, per questo dico che è un sogno irrealizzabile. Sì, lo so, però almeno la Sardegna ce l'hai dentro. Conta poco, però conta. Se non ce l'ave- Se non ce l'avessi dentro la Sardegna non ci starei mai male solo perché non l'ho mai vista. Sì, ma se non fosse per Marana saremmo anche più sopra in classifica, esatto. Te li aspettavi 11 punti? Mi aspettavo un qualcosina in più perché pensavo che la partita col Brescia l'avremmo vinta. Lo so, magari offrendoti un lavoro. Un lavoro buono si spera che prima o poi arriverà. Come hai detto a me, un altro vizio bello che hai è guadagnarti la pagnotta. Non è un vizio, ma è, come si dice, è una cosa necessaria. Io ripeto, non è che rifiuto l'aiuto degli altri, ovviamente, però voglio guadagnarmi le cose da solo, nel senso, cioè non so come spiegarlo, non so come spiegarlo. Fatto sta che comunque voglio riuscire sempre a fare le cose da solo. Ne- Sì, ho la monetizzazione attiva, Alessandro. A parte Genere e Stampa si stanno impegnando tutte. Il Milan non è che si sta impegnando più di tanto. Speriamo di reggere tutta la stagione questo ritmo. Dobbiamo reggere tutta la stagione questo ritmo perché dobbiamo andare in Europa. Tra l'altro, a proposito del lavoro, a me sta settimana mi dice culo che lavoro tutta la settimana. Magari ti fai 2 giorni di politica e ce la fai guadagnando un botto. Ma non mi piace andare a inculare i soldi a chi i soldi se li suda. Per quello non posso far politico io. Ma no perché sono troppo onesto, perché io pure magnerei, però poi mi sentirei una merda a rubare i soldi a chi i soldi li suda. Quindi politica proprio non la potrei mai fare. Un contributo non costa nulla darlo, specialmente ad una grande persona. Ti ringrazio per la grande persona. Il contributo costa, a prescindere, perché comunque se parli di un contributo stai parlando di un costo. E sinceramente non è che mi fa impazzire l'idea che la gente possa darmi dei soldi, anche solo 1 euro. Preferirei di più il fatto che quell'euro magari fosse speso perché tu mi hai offerto un caffè mentre se siamo visti, capito? Mi piacerebbe di più che fosse intesa così, però purtroppo non si può. E quindi YouTube per quando sei uno YouTuber piccolo non ti paga niente, quindi voglio comunque riuscirci con le mie forze. Sarà ancora più bello perché sarà travagliato come percorso.
Ho riascoltato tutto, caro. Spero che farai un video per spalla perché 2 settimane senza Cagliari sarà dura. Video non lo so, video non lo so, però live sicuramente. Live assolutamente sì. Quanti anni hai fatto di scuola? Ho fatto 6 anni di superiori, perché sono stato bocciato in primo superiore. Avrei dovuto farne anche un settimo, dato che sono stato bocciato in quinta superiore, però poi non ho più continuato. E io non mi scherzo al mondo della politica, non è cosa per gente buona come noi. Esatto, esatto. Ripeto, a me danno a inculare i sordi a chi i sordi se li suda non me va. Sarebbe bellissimo, esatto, sarebbe bellissimo. Adesso la voce sembra un po' di più tornata e prima o poi tornerà la voce. È solo questione di tempo. La voce tanto prima o poi torna. Che ore so? Sono le 34. Vabbè, fino alle 7 posso reggere, dai. Oggi non ho usato per niente i banner, ma infatti mi sa che li elimino pure perché tanto iscrivetevi, che cazzo ce lo lascio a fa? Lasciate un bel mi piace, che cazzo ce lo lascio a fa? Gruppo Telegram in descrizione, spero che l'abbiate capito che c'è un gruppo Telegram in descrizione e il coso per le donazioni lo levo. Nengolan sta diventando ridicolo, perché che ha fatto Nengolan? Ci hanno riservato bei voti i romanisti? Bei voti in che senso? Perché io non l'ho nemmeno letta il Corriere ieri. Ah, bei cori. Ma i romanisti per gran parte della partita, perché io stavo nella parte vicina alla curva nord, non ci hanno inculato di pezza, detto sinceramente. Poi a una certa hanno alzato, mi pare Cagliaritano pezzo di merda, una cosa del genere. Però è durata 30 secondi, noi abbiamo risposto e è finita lì. Poi non ci hanno più detto niente. Hai visto il video di Blur? No, no, non ho visto il video di Blur e sinceramente non ci tengo a guardarlo. Comunque noi sappiamo che i Sardi erano i fondatori dell'Etruria, gli Etruschi tra i fondatori di Roma, per cui nessuno può dire quanto è sardo. Beh, se la metti così hai ragione. Sai Mino, mio papà dice vai dritto all'obiettivo che superi ogni ostacolo. Penso che sia così pure per te. Ma diciamo che io non ho obiettivi, perlomeno qui su YouTube. Non ho obiettivi perché vivo alla giornata, mi accontento sempre di quello che ho. Forse facendo male, ma io non ho pretese. Non ho pretese. Perché non, non la trovo una cosa che mi piace avere delle pretese. Ha offeso tutta la tifoseria sarda, sì, lo so, ma non gli do spago. Non gli do spago perché lui cerca proprio questo. Perché l'odio fomenta molto più del bene e quindi con l'odio si cresce di più. Più se ne parla di Blur e più lui ci guadagnerà, sia in termini economici che di notorietà, anche se non ne ha bisogno in termini di notorietà. Quindi sinceramente a me non interessa dargli i soldi con un click e non mi interessa renderlo ancora più famoso di quanto già è. Se entri in quest'ottica capisci che quello che fa lo fa solo per quel motivo.
Hai la Madonna dietro dove? Dove la vedi la Madonna? Dici questa? Io non so manco chi cazzo sia Blur. Perfetto. Perfetto. State già in un passo avanti. Godo nel vedere i romanisti rosicare e ce ne devono rendere ancora di punti rubati. Quella cosa bianca vicino alla sedia. La cosa bianca Ma de qua dici? In questa zona dici? Davanti alla porta. Ah, ma è una busta. È una busta quella. È un bel discorso, hai ragione, non dobbiamo cadere nella sua trappola. Comunque complimenti, per me sei un santo. Esagerato, Ale. Esagerato. Ti ringrazio, però sei esagerato. Davanti alla porta. No. Sì, questa è una busta. Se ti riferisci a questa. Anche quello schifoso dell'asso di Roma ci ha insultati. Regà, se ci insultano vuol dire che allora effettivamente siamo importanti per loro. Che vedevo di. Ma vi hanno rotto le palle fuori dallo stadio a fine partita? No. Anzi, ci hanno fatto uscire pure prima, perché noi alle 6 meno 20 già eravamo fuori dallo stadio. Ci hanno tenuto solo 40 minuti. Figurati, Miro, ti fa onore quello che dici, sei un ragazzo d'oro, esagerato. Tu sei esagerato, però. A se Roma è già lui un insulto umano, basta che si guardi allo specchio. Nemmeno commento. Non commento cioè, nel senso, sinceramente a me non mi interessa, non c'ho voglia di andare a giudicare, a me mi interessa solo dei Cagliaritani e del Cagliari. Il resto, secondo me, è di scarso interesse. Possono fare quello che vogliono. Anche noi ci emozioniamo quando sentiamo te. Siete esagerati però, siete esagerati. No, davvero Miro, guarda, trovarne di più persone così, anche per un discorso di maturità oltre che umiltà. Ti ringrazio, però non riesco a vedere tutto sto splendore. Forse sarò che sto molto autocritico nei miei confronti e non ho autostima, però non lo so, non lo so. Mi fa piacere che voi vediate questo in me. Questo sì, non lo posso negare. Però mi sembrate un pochino esagerati. Ho visto che ultimamente ogni tuo video fa più di 1000 visualizzazioni. Io a te devo assumere come commercialista, cazzo. Tu- cioè, ste cose le vedi te, nemmeno io le vedo. Io non ci faccio caso poi a quante visualizzazioni, non me ne frega un cazzo a me. Cioè, io ho sempre detto, a me non mi importa quanta gente se vede il video, il problema è di quelli che non se lo so visto, che se lo perdono loro. Quello del Napoli 5.000 e passa, dai che cresci. Pure se non cresco a me va bene così, sto bene così. Onesto, quello assolutamente. Ma che handicap sei? Volevi intendere che sono handicappato? Seriamente?
Quanti anni hai per fare un insulto del genere? 12? 11? Pure di meno, eh. Dai, un po' di autostima. Non ce l'ho mai avuta e mai ce l'avrò. No, che sei un genio. Grazie. Molto gentile. Ti definisci una buona forchetta? No, per niente. Per niente. Guarda sotto. Sotto dove? Fammi vedere sempre preso. Non lo so, però a me mi divertono quando fanno così, quindi se continua sono contento. Spera che scriva qualcos'altro io. Comunque vero ieri è sparito il caldo dalla Sardegna, o perlomeno dalla mia zona, sono io a Semini. Beato te, qui fa ancora caldo. Oggi ho staccato da lavoro che stavo a sudare come un porco. No, no, è entrato un marziano nella diretta. Aspetta che scrivi qualcos'altro, sono curioso di sapere quello che scrive. Sono curioso di sapere proprio che c'ha da dire. Ammesso che scriva ancora. Nabbo. Nabbo. Non è per cattiveria Black Eyes, però se mi devi insultare, almeno insultami bene, ok? Cioè, nabbo. Nabbo, seriamente? Io e mate a... Ya fai a scrivere una frase? Allora, innanzitutto, ok che ti sei corretto Youe, che era Your, Mater, magari la O al posto della A, e poi mai non significa solo mia, cioè nel senso, in quel caso l'hai scritta male perché andrebbe scritta così, ok? Your mother is mine. Se almeno mi devi insultare in inglese, insultami per bene, ok? Quindi al posto di perdere tempo a scrivere queste stronzate, magari studialo un po' di grammatica, ok? Almeno la prossima volta se devi venire qua a insultare arrivi preparato e non ci fai la figura di merda. Ho sentito su Sardegna 1 che Nainggolan andrà via a gennaio, che ne pensi? Ciao, sei un grande. Ma sinceramente non lo so, non lo so, non ho sentito minimamente questa voce. Hai trovato il coglione romanista che deve cagar cazzo e tu gli dai retta? Assolutamente sì. Raga, tu a questi tocca dargli retta. Tocca dargli retta. Perché non porti video su FIFA? Perché ho ancora FIFA 15, ho ancora la Play 3
e non ho la Play 4. E soprattutto non ho una scheda d'acquisizione che mi permette di registrare gameplay. Mi piacerebbe tantissimo farli, però non ho la Play 4 e nemmeno FIFA 20. Vorrei tanto fare una bella carriera col Cagliari su FIFA 20. Intanto mi fumo l'ultima sigaretta e poi vado. Black Ice, dai, non insulti più. Mi deludi però, eh. Mi deludi molto. Vogliamo i video su Football Manager. Purtroppo ho anche un PC di merda che non riesce a reggere Football Manager. Ci ho provato più di una volta a registrare Football Manager, però o i file video una volta registrati si criptavano, se si criptavano si rovinavano e diventavano illeggibili, oppure il gameplay registrato laggava a bestia e non era un qualcosa di pubblicabile. Ci ho provato per 2 anni di fila a farlo, però ho capito che ci vuole un PC decente per portare un qualcosa con Football Manager, eppure quello costa. Spero che Raja rimanga. Inem, spero che Raja rimanga. Io più che altro spero che faccia meglio di quello che sta a fare adesso. Perché per adesso a me non sta piacendo per niente Nengolan. Perché non porto OSM allora col Cagliari? Perché OSM lo dovrei registrare con questo, che è il mio telefono, ok? E volendo potrei farlo, l'ho già fatto una volta. Però il problema è che non riesco a portare il file dal telefono al computer e soprattutto non mi registra la voce. Ci avevo già provato una volta, avevo fatto 20 minuti di gameplay, non mi aveva registrato la voce. Registrarla dopo sarebbe stato inutile perché avrebbe perso tutto il bello. E soprattutto poi, dato che io per lavoro sono costretto a spostarmi per Roma in lungo e in largo, a me questo telefono serve come l'oro perché ho solo questo telefono e dato che ho già cambiato molte volte la batteria, non posso rischiare di bruciarla un'altra volta facendo cose di cui posso far meno. Mobizen non c'è su iOS, non c'è sull'Apple Store. Noi ce l'abbiamo di default il coso che registra lo schermo, ok? Quindi volendo potrei farlo, però non posso. Alessa io vorrei fa veramente un botto le cose. Soprattutto per quanto riguarda gameplay, cazzi e mazzi, però non c'ho le possibilità per farlo. A me mi piacerebbe averci una Play 4 con FIFA 20 per portare una serie sul canale in cui praticamente in ogni video sfido uno di voi. Mi piacerebbe una cifra farlo. Allora puoi provare sul PC a scaricare BlueStacks e fare tutto da lì. Meglio, ma pure PES, ma sti cazzi, FIFA o PES, tutti e due. Però gioca con voi. Comunque sul PC non posso fare granché purtroppo. Perché non regge niente. Per chi vuole il video di Sardegna 1 si trova su YouTube, titolo I due di Via Venturi del 7 ottobre. No, farei la carriera col Cagliari. A me piacerebbe tanto farla anche la carriera. Però
Infatti c'è rosico pure sul fatto di non averci la Play 4 perché sai quanti bei video uscirebbero fuori? Ecco, la Play 4, quella rosico proprio da morì che non ce l'ho. Quella proprio... Su quella farei carte farse. Farei carte farse, vai a cena Play 4 e FIFA 20. Quello sì. Per venire in Sardegna no, paradossalmente. Perché quello ci devo riuscire da solo. Però per la Play 4 e FIFA 20... Sì, quello farei carte farse. Ha delle idee molto belle, come quella di Way, che purtroppo non potrà continuare perché mi si è rotta la videocamera. Praticamente navigo in un mare di merda. Tutti i difetti di uno youtuber ce l'ho io praticamente. Già fatto tutta la terza serie di Way, già scritta, già fatto le grafiche, devo solo registrarla, però mi si è rotta la videocamera. Ti regalo la mia, di che? La carriera sarebbe fighissima, io la sto facendo ora. Piontek è sbarcato alla Sardegna Arena, triplete. I coglioni. Mi piacerebbe farla da morire la carriera, anche perché io comunque ci gioco spesso a FIFA, sono un appassionato di FIFA e di PES, però non c'ho la possibilità di farlo. Conosci Franco di Jacqueline? No, non credo. La Play 4, ti regalo la mia. Ma tanto comunque ci vuole il coso per pagare, cioè ci vuole il coso per andare online. È un costo, non me lo posso permettere. E poi ti pare che te la togli a te la Play 4 per da mammi. FIFA 20 chi mo compra? Babbo Natale? No, ti ringrazio come sempre Fabri, perché te mi vorresti offrire casa praticamente, però non è cosa. C'ho in mente di prendermela coi soldi di YouTube la Play 4, però non sono arrivato nemmeno a un quarto di quello che è il suo costo, con l'intera monetizzazione dall'anno scorso a oggi. On and on intendi Destrox? Se intendi quella, tanto tutte le canzoni che trovi nei miei video, basta che su YouTube scrivi NCS Best Song e le trovi. Comunque quando ci vediamo prova a vedere se posso aiutarti per il lavoro, con quello risolvi tutto. Questo lo posso accettare, questo sì. Cosa c'è sopra la tua sedia alla mia destra? Sopra la sedia non c'è niente. Quello è il favore, oddio, non mi ricordo. So che non sei d'accordo, ma io non sono d'accordo con te e dirò a tutti i miei amici che ti fanno il Cagliari di seguirti. Scusa, ma è più forte di me. Sai com'è il mio pensiero, Ale, ti ringrazio, ma no. Scusa, ma è più forte di me. Non lo devi fare veramente. Il 60% lo metti sempre. Eh, Fai una cosa, dopo che è finita la live, vai in un video, qualsiasi del mio canale in cui la senti e sei sicuro che c'è,
Dimmi a che minuto sta. Allora è on e on, scritta così. Penso sia questa. Il 60% delle monetizzazioni vanno a YouTube ladrone. Per la monetizzazione che ho io non lo so. So solo che da quando l'ho attivata l'anno scorso ad adesso, se non mi sbaglio, ho guadagnato una quarantina, una cinquantina di dollari, credo. Mentre per quanto riguarda le donazioni, YouTube si tiene, sì, più o meno poco più della metà. Il restante va a colui che è stata fatta la donazione. Ormai di venire con me non te lo chiedo più perché ti rispetto e ti apprezzo per le tue scelte. La Sardegna è molto più vicino di quello che credi. Purtroppo no, Fabri. Purtroppo no. Sarebbe bello crederci, ma purtroppo no. Ah, è un coprisedia normalissimo, Christian. È un coprisedia. Tanto ragazzi, aspettate un attimo che sento il vocale che mi ha mandato la ragazza mia tipo un'ora fa. Eccomi. Ok. Tra poco è 2000, tra poco. A voglia ancora. È la mia canzone. Esagerato. Ciao Luciano. Sì, io risolto con il lavoro ho risolto tutto. No, Fabri, non è nemmeno così. Te lo posso assicurare. Risolverebbe buona parte, ma non risolvi tutto. Te lo posso assicurare. La mia è una situazione particolare, non sto entrando nei dettagli, però non è così. Comunque, ragazzi, io ora devo andare anche perché io ceno molto presto, quindi più o meno per le 7:30 devo cenare. Niente, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, tanto probabilmente tra qualche giorno me ne uscirò fuori con un'altra live. E niente, vi ringrazio per l'immenso sostegno che mi date ogni volta e ci becchiamo nelle prossime live. Ciao Destrox e ciao a tutti ragazzi, un bacio, un abbraccio e bella.